nostro Michelangelo Iadarola, laureato in ingegneria edile a Tor Vergata, con tesi sul recupero architettonico e strutturale degli edifici in terra cruda, studia a Tor Vergata con il professor Bonaccorso su un tema molto volatile, anzi galleggiabile: le imbarcazioni traiettizie che venivano usate a Roma per attraversare il Tevere nei secoli XVI-XVIII. Michelangelo Atropo sarà quello che taglia il filo ai relatori. Le disposizioni ultime che mi sono state assegnate sono quelle di 18 minuti per 60 secondi, facciamo il calcolo in secondi, ma comunque è sempre quello. Il primo relatore di questa sessione, la sessione finale, conclude una lunga traiettoria su Carlo Fontana, sulle sue relazioni con i contemporanei, con l'estero. Già la sessione di ieri pomeriggio, con i rapporti con i committenti stranieri, progetti per l'estero, aveva introdotto questo discorso internazionale, e oggi proseguiamo con una serie di relazioni sul rapporto con allievi, epigoni e collaboratori. Adesso finisco di parlare perché hanno preso quasi tutti il posto. Devo presentare Peter Heinrich Jahn, che insegna nella Technisches Universität di Dresda, è autore di un libro molto importante su Johann Lucas von Hildebrandt, uscito nel 2011, e di uno studio molto interessante sul santuario di Fulda, di cui ha scoperto molte cose interessanti. Si sapeva soltanto del progetto di Carlo Fontana. Il professor Jahn parla del primo impatto nel Sacro Romano Impero di Carlo Fontana, e lo studio intorno non dell'opera generale, ma di un elemento particolare, lo studio sul Colosseo, che è un tema che è tornato più volte in questi giorni, con particolare riferimento a Hildebrandt e a Pöppelmann. Chiedo scusa. Nel darvi il benvenuto alla settima sezione, che ha come titolo Carlo e il rapporto con allievi, epigoni e collaboratori, è il titolo della sessione, che è coordinata dal professor Marcello Fagiolo, professore ordinario di Storia dell'Architettura a Firenze dal 1976 e a Roma alla Sapienza dal 2000 al 2011. Ha fondato e ho diretto il Centro di Studi sulla Cultura e l'Immagine di Roma nel 1981, il Centro di Studi sul Barocco in Sicilia nel 1982 e il Centro di Studi sul Barocco della provincia di Lecce nel 1989. Dal 1980 è stato segretario o presidente dei Comitati Nazionali per Bernini, Raffaello, Pirro Ligorio, Roma e la nascita del Barocco, presidente del Comitato Nazionale per lo Studio e la Conservazione dei Giardini Storici, direttore dell'Atlante del Barocco in Italia, programma di 30 volumi regionali e 10 tematici, che comprende l'ultima sua monografia sul Barocco, Roma Barocca del 2013. Chiedo scusa al professor Jahn, al quale cedo la parola. Niente.